Bem-vindos à Sombra de Sonorage, stagione de Sierru. Come ogni regione di tradizione cattolica, anche in Sardegna la partecipazione alle festività natalizie rappresenta uno dei riti maggiori durante l'anno. In questo particolare momento le famiglie si riuniscono e vengono rinsaldati i legami storici tra consanguinei, ma vengono anche a sorgere nuovi rapporti di convivialità per quei membri che alla famiglia si sono uniti per via matrimoniale o per scelta di vita. La vera protagonista delle feste è senza dubbio la tavola. Le festività iniziano con i rifornimenti dei viveri da consumare durante questo periodo. Immancabile il menù della tradizione, con chiari riferimenti alla tradizione agropastorale dell'isola. Il maialino da latte, l'agnello, il pane, i dolci tipici sono tutti strumenti di amore per ciascuno dei commensali, i quali riproducono ogni anno gli stessi riti tradizionali. Il Natale però è anche il momento dello scambio reciproco, dei doni semplici ma fatti col cuore, dell'espressione dell'unità familiare e di allargamento della tavola anche per quelle persone che non hanno parenti con i quali festeggiare la ricorrenza. Nella Sardegna antica, caratterizzata da una grande fede popolare, il riunire tutta la famiglia sotto lo stesso tetto e attorno alla medesima tavolata significava riprodurre quello straordinario momento raccontato per migliaia di anni dai libri sacri cristiani. Un tempo i pasti erano più poveri e meno ricercati di quelli odierni, ma il popolo sardo non ha mai lesinato né risparmiato per le festività natalizie. Si faceva volentieri a meno di un piccolo del bestiame pur di fare festa, si faticava più a lungo nei lavori a giornata per poter disporre di qualche lira in più per gli acquisti, ci si svegliava ben più presto per preparare e cuocere il pane assieme alle altre donne del paese. Tutto quello che si desiderava era il calore umano, tale da poterne fare scorta sino all'anno successivo, quando sul viso vi sarebbe stata una ruga maggiormente marcata o qualche capello bianco in più avrebbe fatto capolino. Il desiderio di ciascuno in quei giorni ad un tempo magici e ricchi di profumata nostalgia era di ritrovare gli stessi membri ancora tutti riuniti, perché ciò sarebbe stato ineluttabile segno di buona salute e di sempreverde armonia. Pasca manna, tui, campana santa, sonas allegria, un squillo armonioso e franco e a festa di sevistia. Esti galala sanì, a su manco, a mantenni su un raggio antico, bello, candido e bianco. Esti nasce su Messia e non a Pubio, su villo de Deus e Maria, simbolo di amore infinio. Pasca manna, esti pure allegria, calma la sera in sammenti, augura a desanare d'ogni maladia e poni pace in sa genti. Ma Deo penso in conca mia a suoi uomini penitenti, chi bividi ogni dì in agonia e su famini esta nientendi. Ah Gesù, chi podia, con su coro veramente ti annai, fai una grazia a Messia, tanta gente esti son frendi. Podeus unai che sa Pasca manna è un tempo di allegria, poi si impari con sa famiglia. Beh, sa Pasca manna è sta festa meda sentita in tutto il suo popolo sardo. Poi te occasioni poi si torrai a bi con parentesi che mancano periodo di tanti mesi e amigos. E avvarrai in domo a fai festa, poi te occasioni, oltre che de pregai poi te canasci di Gesù, ma può essere in compagnia e fai festa ognuno in domo sua. Però è un momento di preghiera poita in Pasca manna con sa preghiera regodaus is amigos e parenti che in capa sa istanta malli e tenta bisogno di s'aggiudo nostro. E certo, desa regione. Poi te capo Pasca è un momento di felicità, di allegria, con amigos e parenti in mendomo, un po' pappai e buffai. Però, quando nasce di Gesù, in questa festa manna, che tutto sentioso in tutta la Sardegna, è occasione di fare anche un ragionamento pure, gente che sta in male, in effetti gente in poverezza, che sta in male di salute, e quindi se us abituaus per questa cultura e questa tradizione nostra a invocare a Gesù Cristo affinché aiuti di questa gente che sta in mali, poi di stai a su manco meglio e incarrerai sanno che sti accanto di arrivare in modo melabruso in salute e in serenità. Biu che si scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggi che anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. C'è sto dicio curioso che nada, a quadro donau non castes in bocca. Spiegami tu, Vaghetto.
E questo dicio è come quando uno dà regalo a tua cosa, che vesti in questo caso guardo, non li debbi sagattare difetto. E sta stessa cosa balli di poi sa regalo su chi non arricidi, che può essi a volte si agradesci, a volte si prospago, ma in ogni caso a chi arricidi un regalo lo debbi piegare con felicità e contentezza, che non si da gattare anche difetto o anche cosa che non ti piace. Tocca da scetti ad orrai grazie a posta al regalo a ricio. E certo, poi da un regalo devi essere sempre agradecito. Poi da chi ti dovrai con suo coro. A volte magari non ti può essere vivo su chi gli sta volli, però basta da pensare che a chi ti ha donato ha fatto un'opera e un pensamento pensando che ti fai bene. Pensa a regione, ma a rici il regalo su funti bravo tutto su. E ta riflessioni si può usare a su pes amigos o parenti che a volte si aiutano, che anche altra volta si scarescono di noso in cappasa. È vero, questo che un proverbio e un dicio nostro nada che s'amico si vede in sa momento del sa bisogno. Spiegami tu Paghetto. In su momento che uno è in difficoltà dimostra di avere sa vera amicizia andando incontro a difficoltà di se desatro. E quindi ecco questo dicio grazie a me. Poi un vero amico è amico sempre e non fetti nei momenti di felicità, di serenità, di salute, ma in questo momento di bisogno che s'altro di necessità di parlare accanto e di donare sostegno, non fetti morali, ma di compagnia, di calore e di affetto. E dunque se non ci punti scetti papà scamanna può scroccare con qualcosa di pappaio o di buffai. E no, sono vero amico, si vede a 8 anni, si vede del suo primo mese dell'anno, vince a acabare, insomma, e si vede per sempre. Questa è vera amicizia. Ecco, nara mia, su questa amicizia itanante i sardusu. Ce n'è uno curioso che gira da in me da spattisi. Gli adesso gusto. S'amicizia tra uomo e femmina tiene uno scopo. Questo è curioso me, dai tollinai. E ho l'inaga in saconca de me la gente, ma forse si muove per spago, ma prima sicuramente de bruso. E s'amicizia via da intendia fra uomini e uomini, fra femmina e femmina. E quando uno comincia ad andare Deus amico con una femmina, o sa femmina Deus amico con un uomo, non fia cretia, poiché che s'amicizia fra uomini e femmina è sempre stata intendia come che qualcosa de scopo o de suno o de s'altro, magari riferiva a questo che via da attrazioni, una responsabilità fisica. Questo è un dice meda attuali, poiché meda persone ancora oggi pensano che questa amicizia tra uomini e femmina non può esistere. E nella regione, poiché che la gente questa cosa vede sempre interpretata per un secondo scopo e quindi come a Cancun, a si fidaglia bene, non si fidaglia meglio di amicizia tra uomini e femmina. Ecco qua, c'è usa pensare io Paghetto. Insomma, ti do rauso grazie a voi, posai lì giù questo bello dicioso e posta poesia cosa tua e salutato gli amici nostri che si ascoltano e come sempre a tra pottasa. Grazie a osatros, a si all'estero con saluti.